Ok, ciao ragazzi. Solitamente non facciamo mai dirette, oggi mi sono sentito di poterla fare perché andando in edicola mi è capitato di vedere l'ultimo numero della rivista Sardegna Antica, numero 62. Sardegna Antica, per chi non lo sapesse, è una rivista che è stata creata dall'archeologo Giacobbe Manca ed è arrivata al numero 62, niente meno, e si dedica ormai da numerosi anni, più di 40, alla storia e all'archeologia, ma anche all'antropologia e ad altre discipline della Sardegna. E io in questo numero mi sono dedicato, insieme al mio amico e collega di ricerca Sandro Carau, a un tema particolare che è quello dei nuraghi cosiddetti arrocati, così li abbiamo definiti, e parleremo sostanzialmente di questo, cioè questi nuraghi un po' particolari. Sono quei classici nuraghi che visti da fuori possono sembrare, come dire, un normalissimo monotorre o un nuraghe complesso abbastanza regolare. E la cosa proprio interessante è il fatto che apparentemente sembrano le classiche torri o i classici complessi, però nella realtà, a ben vedere, la loro planimetria interna e il loro sviluppo architettonico sembra fatto in modo da simulare l'aspetto del classico nuraghe. Quindi fondamentalmente voi, ad esempio, pensate anche al Serucci di Gonnesa, pensate all'OL di Budusò, pensate allo stesso Nolza di Meana Sardo. Voi, andando a visitare questo monumento, apparentemente visto da fuori potrà sembrarvi il classico nuraghe monotorre, un nuraghe complesso. Nel caso del nuraghe du Villeneuve si parla ovviamente di un nuraghe monotorre a cui poi sono state realizzate delle adduzioni e quindi è diventato un nuraghe complesso. E potrete notare come questo nuraghe sia realizzato sopra degli affioramenti rocciosi a cui si adattano le murature, e questi affioramenti rocciosi ovviamente vengono inglobati da queste stesse murature e alla fine modificano la planimetria tradizionale del monumento, rendendo qualcosa di insolito, di inaspettato. Infatti lo sviluppo interno è completamente diverso, ad esempio in questo caso al Du Villeneuve vi è un corridoio che risulta abbastanza, come dire, curvo, che si sviluppa lateralmente con questa sorta di camera che viene realizzata nella rampa scalandrone, quindi dentro la scala, e assume, come dire, un po' la parvenza di una camera in effetti, tant'è che addirittura la copertura del vano è ogivale. E poi a un certo punto prosegue con la scala, si interrompe la scala, riprende, come dire, con questo zig-zag poi a svilupparsi verso l'alto. Quindi sostanzialmente manca la camera centrale, la classica camera a cui siamo abituati, almeno se siete abitudinari dei nuraghi sardi, con da 0 a 4 nicchie. 4 è il numero proprio esagerato, tra l'altro sono rarissimi, io ne conosco 3 o 4 che abbiano solo 4 nicchie nella camera, cioè solo, ben in realtà 4 nicchie nella camera. E allora torniamo al discorso che mancando la camera centrale, questo nuraghe tra l'altro aveva poi un ulteriore piano, un primo piano potremmo dire, e su questo primo piano si vedono le evidenze, nel caso del Du Villeneuve, di un'ulteriore camera, diciamo realizzata sopra, come viene fatto solitamente nei classici monotorre. Diciamo la maggioranza dei nuraghi hanno sempre, quasi sempre si presume una camera soprastante, quindi almeno 2 camere. E questo è il motivo per cui abbiamo indagato questo tipo di monumenti, ormai posso ben dirlo da 15 anni, va avanti questa ricerca, e ne abbiamo elencati diversi che mostrano proprio questa particolarità. Poi io ovviamente vi sto parlando del nostro articolo, nella rivista in realtà ci sono molti altri articoli di grande interesse,
scritti dallo stesso Giacobbe Manca, da Maurizio Feo e da una serie di altri autori e collaboratori che partecipano nella redazione della rivista. Quindi se avrete possibilità di comprare la rivista vi consiglio l'acquisto, sono solo 4 euro, non è chissà quale esborso. Personalmente tutti i partecipanti alla rivista lo fanno gratuitamente, io in primis non vengo retribuito per gli articoli che scrivo o per il processo di controllo delle bozze o per le altre fasi della pubblicazione. Quindi spero che abbiate fatto un buon pranzo, io no, non ho ancora mangiato, quindi niente. Se potete andate in edicola, chiedete il vostro numero di Sardegna Antica e noi ci rivediamo come sempre per video dedicati alla storia, all'archeologia e in generale alla Sardegna. Un caro saluto, a presto, ciao!